In risposta alla richiesta di assistenza arrivata dalle autorità greche tramite il centro di coordinamento per l'emergenza di Bruxelles, l'Italia ha disposto l'invio di 2 Canadair CL-415 e di un contingente di vigili del fuoco per supportare le operazioni contro i devastanti incendi boschivi che stanno colpendo la Grecia. I 2 Canadair, decollati questa mattina dall'aeroporto di Ciampino, sono diretti verso l'aeroporto di Elefis della regione dell'Attica. I velivoli sono stati mobilitati nell'ambito del meccanismo europeo di protezione civile RESC-EU-IT, che consente l'invio di mezzi italiani all'estero in caso di emergenze gravi. Questo meccanismo garantisce risorse aggiuntive a sostegno dei paesi in difficoltà e prevede anche l'arrivo di velivoli antincendio di altri paesi europei a supporto dell'Italia quando necessario. Inoltre, un contingente di 32 vigili del fuoco è partito ieri dalle 13 dal porto di Brindisi. Il team include 2 moduli operativi per l'incendio boschivo con 18 unità provenienti da Lombardia e Veneto, 6 unità del Technical Assistance and Support Team, 2 unità del Comando Operativo per la Comunicazione in Emergenza, 5 unità addette alla logistica leggera. Il contingente sarà equipaggiato con 7 mezzi specializzati per le operazioni di soccorso e antincendio. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.